sicurezza in città, il Movimento 5 Stelle chiede più vigili per presidiare le strade della città. Sicurezza in città, il Movimento 5 Stelle di Venezia chiede di far uscire dagli uffici gli agenti della polizia locale. La presenza di vigili armati presso i due municipi del comune di Venezia distoglie, secondo i militanti del Movimento 5 Stelle, importanti risorse dai servizi di vigilanza su strada. La colpa però non sarebbe interamente del commissario Vittorio Zappalorto, che ha ripristinato un'usanza da tempo abbandonata a Cafarsetti. È stata una scelta precisa fatta in un regolamento comunale dedicato alla polizia municipale, votato dal Consiglio Comunale ancora nel 1987, e questo regolamento è stato ritoccato varie volte e la norma non è mai stata cambiata. Una norma che non era mai stata resa effettiva dai comandanti della polizia municipale succedutisi negli ultimi 27 anni, ma non per questo meno vincolante. Il commissario Zappalorto è arrivato e ovviamente segue quello che dice la legge e l'ha attuata, con danno per i cittadini, perché ci sono meno vigili armati e comunque meno forze di polizia a controllare il territorio. Abbiamo anche lanciato al commissario una proposta, conclude il candidato alle comunali Davide Scano: se quei vigili proprio non si possono spostare, se ne prendano altri dagli uffici e li si renda subito operativi. La città ha bisogno di più sicurezza e il modo di ottenerla esiste. Lo staff del comandante Marini, che è composto da 10 persone, tra cui appunto 3 autisti, 2 piloti di motoscafo, 4 segretarie e un funzionario. Ecco, tutte queste persone possono benissimo essere prese e spostate a fare servizi di vigilanza in strada, come anche molti altri vigili adibiti adesso a mansioni d'ufficio.